e nei primi anni del 1600 nasceva a Firenze, da una famiglia di umili origini, Giovanni Battista Lulli, un compositore che è considerato il padre dell'opera francese. Un italiano, Lulli in effetti era italiano di nascita, ma francese d'adozione perché andò da bambino in Francia. Lì, dopo aver fatto lo sguattero nelle cucine di una nobildonna, riuscì a farsi notare per il suo talento musicale ed a fare fortuna. Poi, per ambientarsi meglio o per essere più gradito, cambiò il suo nome in Jean-Baptiste Lully e da allora fu chiamato così da tutti e da tutti conosciuto. Lully diventò prima direttore dell'Orchestra Reale e poi sovrintendente della musica di corte perché il re Luigi XIV lo apprezzava molto. Infatti, quando il re fondò il primo teatro d'opera di Parigi, l'Opéra, nominò Lully come suo direttore. In quel periodo le opere italiane non piacevano molto ai francesi che, non conoscendo la lingua, non ne capivano le parole e avevano difficoltà a seguirle. Per questo, Lully, che nel frattempo si era dedicato alla composizione, scrisse una ventina di opere basate sui libretti francesi, dando vita ad un genere nuovo, tipicamente francese, chiamato tragédie lyrique. Questo genere è caratterizzato da una struttura a cinque atti, preceduti da un dalla presenza di balletti e da uno stile di canto ispirato al modo di recitare degli attori di prosa, diverso da quello più melodioso del bel canto dell'opera italiana. Le trame delle opere erano prevalentemente mitologiche, narravano storie di divinità o di personaggi storici del passato e, contrariamente a quello che suggerisce il nome, non sempre avevano un finale tragico. Anche in Italia, fino al Settecento, l'opera lirica trattava quasi esclusivamente argomenti storici o mitologici e per questo veniva definita opera seria. Erano storie ambientate in epoche indefinite, dove doveva emergere solo la grande bravura del cantante. Capitava infatti spesso che il cantante sostituisse un'aria dell'opera con un suo cavallo di battaglia, anche se questo era completamente estraneo alla rappresentazione. Erano le cosiddette arie double, chiamate così proprio perché i cantanti le portavano con loro in ogni teatro, come una sorta di bagaglio al seguito per tirarle fuori ed eseguirle a proprio piacimento per strappare l'applauso del pubblico. Oltre all'aria da ball esisteva anche l'area del sorbetto. Hai capito bene, sì, sorbetto, come il gelato al limone. Ti chiederai perché le chiamavano così? Devi sapere che queste aree erano solo esibizioni canore di grande abilità tecnica del cantante, durante le quali sulla scena non accadeva proprio nulla. Di conseguenza, i nobili che assistevano allo spettacolo e che le avevano già sentite molte volte, per ingannare il tempo si facevano portare dai lacchè una deliziosa coppa di gelato nei loro bellissimi palchi di famiglia. L'opera seria in questo periodo ha il suo maggiore esponente in un poeta italiano, Pietro Metastasio, che scrisse più di 150 libretti basati su storie che piacquero così tanto ai compositori, che ne fecero oltre 700 versioni operistiche. Pensa che Metastasio era così importante che fu nominato poeta di corte alla corte di Vienna. Ma ecco che verso la metà del Settecento si comincia a delineare un genere nuovo, con storie più vicine alla vita quotidiana, con melodie caratteristiche per i vari personaggi e con una trama piena di equivoci e malintesi che danno vita a situazioni divertenti quasi sempre a lieto fine. Nasce così il genere buffo, che avrà tanto successo in tutta Europa per molti anni.
La sua origine si fa risalire a dei brevi intermezzi divertenti tra gli atti che servivano a rallegrare o forse a svegliare il pubblico che assisteva alle lunghissime rappresentazioni delle opere serie. Sì, perché un tempo le opere duravano moltissimo, tanto che il pubblico poteva passare addirittura un'intera giornata in teatro. Così, per ingannare le lunghe attese tra un atto e l'altro della rappresentazione, venivano messi in scena dei piccoli spettacoli divertenti che rappresentavano scene di vita quotidiana. Gli intermezzi erano di un atto unico, di breve durata, una specie di film nel film. Il successo ottenuto da questi intermezzi diede vita con varie elaborazioni al genere buffo, di cui uno degli esempi più famosi è sicuramente Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Ma questo avveniva nel secolo dopo, nell'Ottocento. Ma restiamo ancora un momento nel Settecento per fare la conoscenza di un personaggio che ha conquistato il pubblico dell'epoca e che ancora oggi, con la sua musica, affascina milioni di spettatori, il ragazzo prodigio Wolfgang Amadeus Mozart. Sicuramente hai sentito nominare Le nozze di Figaro, Così fan tutte e Don Giovanni. Mozart era austriaco, era nato a Salisburgo e parlava tedesco, ma indovina in che lingua ha scritto queste opere? In italiano. Sì, perché era così affascinato dalla musicalità della lingua italiana che scrisse tre delle sue opere più celebri nella nostra lingua. Ma sappi che Mozart è anche l'autore di una delle più belle fiabe musicali mai raccontate, Il flauto magico, in tedesco con un nome lunghissimo. Prova a leggerlo, Die Zauberflöte. I can't read German. Okay, some beats about opera lirica, il bel canto, and so, French opera. Interesting. Okay, guys, it's time to dub my voice, okay? Back to from the beginning, rewind, and try to keep the pace with my voice, okay? And try to imitate also the tone, the cadenza of the reading, and the accentation and all right? That is, in my opinion, is the best way to, it's kind of shadowing, but it's even more deep than shadowing. Okay, I think that the dubbing of the actors is something really can help to learn thoroughly, a language. So try to keep this exercise daily. Thank you. See you later. Bye.